Gabriele Arrigoni è nato a Belluno, dove vive il 26 ottobre 1941. Medico odontoiatra, socio del CAI dal 1958 e benemerito per le sue attività in favore dell'alpinismo, della protezione della natura alpina e del volontariato, svolto anche attraverso la sua professione in Italia e in diversi paesi dell'Africa. Frequenta la montagna fin da giovanissimo, iscrivendosi alla sezione di Belluno, dove partecipa alla fondazione del gruppo Rocciatori, assieme a Piero Rossi, l'inventore delle alte vie delle Dolomiti. Svolge l'attività alpinistica in particolare in Dolomiti, Tofane, Cinque Torri, Schiara, ripete vie di prim'ordine, come la Tissi Andrich sulla Torre Venezia in Civetta. Nel 60 entra nell'allora Centro Nazionale del Soccorso Alpino, chiamato dall'accademico Bepi Caldard, e a far parte delle Giube Rosse, il primo gruppo in Dolomiti ad occuparsi del soccorso invernale sulle piste da sci, nello specifico sul Nevegal. Partecipa attivamente alla vita di sezione, negli anni in cui, sotto la presidenza di Piero Rossi, nasce l'idea di istituire il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, di cui Arrigoni è uno dei primi sostenitori e alla cui realizzazione dà l'impulso finale il past presidente generale Roberto De Martin. I rifugi e le opere alpine sono sempre al centro delle sue attenzioni. Da neopresidente di sezione, ruolo che ricoprirà per 13 anni, nel 1973 inaugura il rifugio Furio Bianchet al Pian dei Gat, nel gruppo dello Schiara, e nell'87 l'ampliamento del rifugio Attilio Tissi alla Civetta. Ha poi svolto un ruolo strategico a seguito dell'alienazione del rifugio Castiglioni alla Marmolada e dell'albergo Savoia al Bordoi, attivandosi in prima persona fin dal 1981 per la realizzazione del Centro Nazionale di Alpinismo sul Passo Bordoi, inaugurato nel 2002. Nel 1976, sotto la presidenza generale di Giovanni Spagnoli, viene eletto consigliere centrale, succedendo ad Armando Darolt Tama, carica che manterrà fino al 1981, quando, presidente Giacomo Priotto, lascia il suo posto a Italo Zandonella Calegher. Nell'autunno del 1978 fonda con Roberto De Martin ed altri soci la rivista Le Dolomiti Bellunesi, dalla Piave in su, ancora oggi fra le più rinomate d'Italia, che riunisce tutte le sezioni bellunesi del CAI. Il 29 agosto del 1979 ha l'onore di essere fra gli organizzatori della visita del Papa Giovanni Paolo II in vetta alla Marmolada, dove, alla presenza del presidente generale Giacomo Priotto, viene benedetta la Madonna, regina delle Dolomiti. Arrigoni si impegna al massimo nella diffusione dei valori del CAI, assumendo cariche di rilievo nella promozione della montagna locale, fino a diventare vicepresidente dell'ente provinciale di turismo di Belluno. Nell'82 stringe un accordo con le truppe alpine, il primo in Italia, e avvia la collaborazione con l'alpinismo giovanile di tutte le sezioni bellunesi, unite in un progetto comune a favore dei propri giovani. Ne sono nati dei campi estivi gestiti per la logistica delle truppe alpine e con la conduzione degli accompagnatori CAI, durante i quali sono state interamente percorse dai giovani, fra le altre le alte vie delle Dolomiti numero 1 e numero 2. Nel febbraio del 1985 è tra gli organizzatori delle Universiadi Invernali di Belluno, cui, grazie al suo coordinamento e impegno personale, la sezione di Belluno fornisce un apporto organizzativo insostituibile. Si dedica fattivamente alle celebrazioni del centenario della sezione di Belluno, culminante nel 91 con un libro ancora oggi molto apprezzato, presentato durante l'Assemblea Nazionale dei Delegati da lui organizzata proprio quell'anno nella sua città, dove fu eletto vicepresidente generale il futuro PG Gabriele Bianchi. Sempre nel 91, in collaborazione con l'allora presidente sezionale di Belluno, Corradino Corrà, organizza con il Soccorso Alpino il primo congresso internazionale di elisoccorso in montagna, evento di grande successo che stimolerà l'unificazione delle normative e delle tecniche sull'impiego dell'elicottero in Italia e nei paesi dell'arco alpino e introdurrà l'impiego del gancio baricentrico. Organizza con l'illustre professor Giovanni Angelini presso la Casa Alpina CAI del Passo Bordoi un evento che ribalta il parere scientifico sull'effetto dell'alta quota sugli infartuati.
Si instaura allora la collaborazione fra CAI e Università di Padova, che ha portato all'organizzazione dei primi corsi della nascente medicina di montagna, di cui Arrigoni si può a buon conto annoverare fra i padri fondatori. Egli è ancora il presidente degli Amici della Fondazione Giovanni Angelini, Centro Studi per la Montagna, una delle istituzioni più importanti dell'arco alpino nello studio e nella divulgazione scientifica della montagna, di cui CAI è socio fondatore. Gabriele Arrigoni non ha mai smesso di collaborare con la sua sezione, dove si prodiga tutt'oggi, restituendo a noi un illustre esempio di profondo significato del volontariato.